Allora, innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Biasi, la dottoressa Calvi, la dottoressa Buso e il dottor Andrioli per il supporto che ci hanno dato in questi mesi, anche ascoltandoci da un punto di vista sia informatico che anche con dei consigli pratici. E voglio ringraziare anche, a proposito di integrazione con gli enti locali, il sindaco del comune che ci ospita, di Cappella Maggiore, che ci ha dato l'opportunità, mettendoci a disposizione proprio una stanza, dedicandocela, dipingendocela, arredandocela e spendendosi anche nei piani di zona, che io sappia, per poter tenere questa sperimentazione, questa esperienza come qualcosa di importante. Vado via velocemente perché tante delle cose sono state dette precedentemente, rientravano anche nelle nostre slide che io e la dottoressa Viella avevamo approntato. Solo riepilogare un po' la storia di questa sperimentazione. La proposta di legge sullo psicologo di base era la proposta che il consigliere Possamai prima citava ed era una proposta di legge che era stata volutamente lasciata molto ampia, non identificando in un qualche modo l'operatività, ma una proposta di legge che mirava fondamentalmente alla istituzione della figura dello psicologo di base all'interno dell'SSR, identificandone tra l'altro anche un numero importante, uno psicologo ogni 6-8 medici di medicina generale, e proposta di legge appunto depositata. Questa proposta di legge ha avuto il merito fondamentalmente di smuovere un po' le acque, si è tradotta appunto in una ordine del giorno votato da tutta la Giunta, in cui sostanzialmente si metteva e si approntava il tavolo di lavoro regionale sui bisogni di psicologia, il primo in assoluto nella Regione Veneto, composto da psicologi professionisti, liberi professionisti, psicologi dipendenti, Università di Padova, rappresentanti del mondo sindacale, rappresentanti appunto dell'ordine, che ha prodotto un documento che è agli atti appunto del segretario Mantovan e che tra le altre cose prevedeva, oltre alla possibilità appunto di considerare appunto la possibilità della sperimentazione dello psicologo di base, prevedeva anche quello che vedete, leggo la parte finale, l'attenzione appunto al disagio psicologico, in particolare relativamente alle fasce di utenza adolescenziale dei giovani adulti, per l'individuazione di percorsi funzionali che favoriscono la possibilità di accesso alle prestazioni psicologiche, evitando il passaggio di tale utenza nei dipartimenti di salute mentale. Quindi qui parliamo appunto di servizi di psicologia, di LEA di psicologia e di possibilità appunto per i nostri giovani di non accedere all'interno di situazioni connotate già da un punto di vista psicopatologico. Questa è la nota con la quale era stato istituito il tavolo regionale e quindi sulla base di questo abbiamo cominciato anche a lavorare. Queste sono cose che ha già parlato la dottoressa Rugelli. Poi la Regione ha recepito in un qualche modo, movimentata dalla proposta, dal progetto di legge, ha dato indicazioni invece molto più precise, molto più determinate, che sono quelle che la dottoressa Laugelli aveva in un qualche modo illustrato, facendo una scelta di campo precisa, dove si colloca lo psicologo di base, nell'ambito dell'assistenza primaria territoriale, e lasciando ovviamente alle diverse forme organizzative relative alle diverse ALS poi la possibilità di implementarlo eventualmente. L'importanza, come ricordava la dottoressa Bianchini e come è stato ricordato da altri relatori, accesso diretto su prenotazione secondo le modalità organizzative del medico di medicina generale, invio senza impegnativa, quindi fruibilità, immediato accesso, ascolto in un ambiente rassicurante, perché è un ambiente in cui sostanzialmente il paziente già conosce il medico, conosce gli infermieri, conosce insomma tutta la parte che riguarda l'accoglienza. Un aspetto a mio parere fondamentale è questo della possibilità di, più volte sottolineato, appunto dell'interscambio tra la medicina e la psicologia, perché qui valorizziamo effettivamente le reciproche competenze, non abbiamo aree di sovrapposizione come in altre situazioni,
con altre discipline, ma qui riusciamo veramente a confrontarci de viso o a viso aperto, a me viene anche da suggerire. Quindi questo aspetto riguarda appunto la possibilità di identificare precocemente le problematiche emotive a carattere evolutivo, i problemi di adattamento, come ricordava prima il dottor Bazzo, il disagio che se non trattato prevalentemente potrebbe portare a questo tipo di difficoltà, cioè essere trattato farmacologicamente, convertirsi in disagio somatico, trasformandosi in una possibile psicopatologia, è uno degli aspetti. Gratuito, breve, focale, facilmente accessibile e che eventualmente indirizza e accompagna verso altre forme di presa in carico. Partiamo da un dato che non è nostro, ma è proprio della ricerca della medicina generale: il 50% delle richieste dei pazienti vanno su un versante relazionale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che il medico raccoglie e ha un carico, diciamo, di emotività e anche di lavoro che è molto importante, e quindi la possibilità di dare alla cittadinanza un accesso diretto allo psicologo in un servizio non caratterizzato diventa un elemento appunto fondamentale. Qui non si dà una unica risposta di tipo biologico ad un disagio relazionale. Il contatto, ripeto, con l'utente in una struttura neutra favorisce l'immediatezza della risposta e previene il rischio di cronicizzazione, che è uno degli aspetti che il dottor Bazzo indicava prima. Quindi anche qui altri aspetti, diciamo, di convenienza nell'intercettare precocemente il disagio è perché, oltre a migliorare la comunicazione tra i professionisti, incentiva il lavoro di prevenzione, incentiva la comunicazione tra i servizi, migliora la compliance terapeutica e conduce a un'ottimizzazione delle risorse e a una riduzione di spesa sanitaria. Dove? Nella riduzione possibile della spesa farmaceutica, nella riduzione del ricorso alla diagnostica strumentale, altro elemento molto importante, in ottimizzazione del tempo lavoro del medico di medicina generale, che si sofferma di più attraverso appunto una sua particolare specificità su aspetti più medici del paziente, non sottovalutando ovviamente gli aspetti affettivi, ma cercando, come diceva la dottoressa Bianchini prima, di accompagnarlo verso percorsi altri. Previene lo sviluppo psicopatologico e, attraverso un lavoro di promozione del benessere e di psicologia della salute, un aspetto anche questo sul quale andremo a riflettere in particolar modo con le esperienze che ci verranno portate nel pomeriggio. Quindi abbiamo ritenuto che in qualche modo la Regione dice: di cosa vi occupate? Vi occupate di psicologia della salute con le basi della psicologia clinica, con un intervento che utilizza degli strumenti psicologici ma che non si identifica con la psicoterapia, che tende a lavorare sulle risorse individuali e della rete sociale. La dottoressa Viel ci parla della... Come? Sì, no, a destra. La dottoressa Viel ci parla dell'inquadramento teorico che riguarda la psicologia della salute e questa esperienza della psicologia di base. Ecco, io dovrei parlare dell'inquadramento teorico. Pensavo adesso di andare molto velocemente sulla teoria per poi lasciare un po' di spazio per parlare un po' dei dati che abbiamo ricavato da questa sperimentazione. Allora, come diceva il dottor Bazzo, ma anche i medici che ci hanno preceduto, c'è un punto in comune fra i due approcci, no? Si tratta semplicemente di cambiare la visuale, il punto di osservazione, ma parliamo tutti della stessa cosa. Allora, la matrice teorica di riferimento è comunque il modello biopsicosociale, che è in linea con la concezione della salute dell'OMS. No, vedete la che cambi? Ecco, due robe insieme non riesco a farle. Il modello biopsicosociale... La dimostrazione di chi comanda. Il modello biopsicosociale, sappiamo, è basato sulla teoria dei sistemi, concepisce la persona come un'entità complessa in interazione con altri sistemi che voi vedete, ecco. E qui è chiaro che il concetto importante è quello della qualità di vita, perché noi possiamo pensare che diverse persone portatrici di salute o di malattia possono godere di diversi livelli di salute o di benessere.
Allora, il concetto di qualità di vita, che non è semplicemente benessere, viene definita come la percezione da parte degli individui della posizione che occupano nella propria vita, all'interno della cultura, dei sistemi di valori in cui vivono, in relazione ai propri obiettivi, aspettative, parametri di riferimento e interesse. Velocemente sono stati individuati dei domini con delle sottosezioni, quindi capiamo che valutare il concetto di salute e malattia secondo tutti questi domini e sezioni è proprio una questione complessa. A problemi complessi risposte semplici non possiamo trovarne, per questo ben venga l'integrazione, i vertici di osservazione diversi. Ecco, un altro concetto che ci è venuto in aiuto per lavorare con la medicina di base è il costrutto della resilienza. Adesso la definizione, sappiamo che qua c'è d'aiuto il livello di adattamento. Possiamo avere livelli di adattamento diversi sia nello stato di salute che di malattia, ma in particolare la resilienza poi, con la questione dei fattori protettivi e delle risorse, ci permette come psicologi, e credo che il professor Santinello dopo ce ne parlerà, anche di andare a lavorare sulle risorse che sono anche di tipo comunitario e sugli agenti di resilienza. Gli agenti di resilienza che possono essere non solo le figure genitoriali, ma gli operatori in genere, le persone che hanno contatto con la popolazione generale. Rispetto al costrutto della resilienza, che sappiamo che è nato negli studi con soggetti in età evolutiva e adolescenti, però è un costrutto utile anche per quanto riguarda lo studio dell'adattamento a patologie croniche invalidanti, che abbiamo visto che è un problema molto rilevante. Vabbè, qua abbiamo fatto una citazione perché a noi Nicola ci è caro, che proveniamo dall'ambiente della clinica, che è stato rilevato che come fattore di protezione lo stile di attaccamento sicuro risulta essere un fattore protettivo, che la resilienza è stata anche definita come modalità di elaborazione del trauma, e qua sappiamo che tutti i modelli della mente che ci provengono dalla psicologia clinica ci possono aiutare. Ma vabbè. Allora, abbiamo detto che il modello biopsicosociale è la matrice, no? Lo sfondo culturale. La parte della psicologia che ci è venuta in aiuto è quella della psicologia della salute, che ci ha permesso di individuare indicativamente 3 ambiti della domanda. La psicologia della salute sappiamo che è nata circa 20 anni fa e che si è occupata principalmente dei fattori psicosociali, dell'influenza che i fattori psicosociali possono avere sulla salute. Ecco, e in particolare la psicologia della salute, occupandosi quindi degli stili di vita, della qualità di vita, del benessere, pensa di intervenire anche senza una domanda esplicita da parte dell'utenza, diversamente dalla psicologia clinica. Noi interveniamo quando le persone hanno un problema. La psicologia della salute, studiando appunto tutti i fattori psicosociali che concorrono allo stato di salute, nasce più come ambito della prevenzione e come momento per promuovere la salute. Allora, in base a quello che ci dice la psicologia della salute, abbiamo individuato queste 3 tipologie di domande. Una sugli stili di vita. Sappiamo che ci sono dei comportamenti che hanno un peso rilevante nei processi salute e malattia. Come psicologi, per esempio il fumo, l'alcol, i comportamenti a rischio, le diete, l'attività fisica. Non sai cosa. Come psicologi ovviamente dobbiamo spostarci dal comportamento all'atteggiamento sottostante, e la psicologia della salute, siccome fa riferimento ai paradigmi socio-cognitivi della psicologia sociale, sappiamo che ci ha insegnato che quando c'è una discordanza fra atteggiamento e comportamento noi abbandoniamo tutto il pensiero, diciamo, razionale, per invece assumere una modalità di tipo razionalizzante, quindi giustificativa del comportamento. Quindi proprio per questo, in base a questo, siamo andati alla ricerca di quali sono i modelli nell'ambito della
promozione della salute che ci potevano aiutare un po' a lavorare con i pazienti che i medici di base ci mandano. Sono stati elencati alcuni modelli, probabilmente ce ne sono tanti altri, tante altre variabili da tenere sotto controllo. Il modello del senso comune, che è quello che ci dice che i pazienti hanno una credenza sulla malattia e sul trattamento il più delle volte diversa da quella che noi abbiamo, e questo fa sì che molto spesso non seguano le prescrizioni che vengono date dai medici o dagli operatori. Ha focalizzato tantissimo l'attenzione sull'informazione. Però naturalmente sappiamo che non basta essere informati per cambiare i propri comportamenti. I modelli motivazionali, ho elencato una serie di fattori, ci hanno posto l'attenzione a non solo l'informazione e la motivazione, che è la spinta generica al trattamento, però per esempio interessante quello che è stato sottolineato sulla percezione di gravità e di vulnerabilità. La percezione di gravità di un comportamento è la conoscenza razionale che noi sappiamo, no? Di un comportamento a rischio, di una malattia. La percezione di vulnerabilità invece è quanto noi ci riteniamo vulnerabili rispetto a quella malattia o quel comportamento non adeguato. L'informazione va a incidere sulla percezione di gravità, non sulla percezione di vulnerabilità, che è tipicamente soggettiva. Ecco, tenere presente questo è molto importante. Per esempio le emozioni di paura fanno più leva sulla percezione di vulnerabilità, però anche qui attenzione a non far troppo leva sull'emozione, se no vengono messi in atto delle paure, comportamenti disadattivi di allontanamento dell'ansia e non comportamenti adattivi per affrontare il pericolo reale, quindi il cosiddetto evitamento. La bilancia dei costi-benefici, sappiamo che un esame di screening può essere considerato importante, ma il paziente dice: quanto mi costa andare a fare quell'esame se magari perdo metà giornata lavorativa e domani ho il triplo di lavoro da fare? Quindi altro aspetto, l'autoefficacia, che sappiamo che è considerato il valore predittivo di cambiamento, l'intenzione, vado veloce, vabbè, tutti quelli che poi velocemente modelli multistadio, che invece qua direi semplicemente che è interessante lo spostamento sul fatto che il cambiamento non è un processo tutto o niente, cioè scusate, che il cambiamento non è un passaggio dal tutto al niente, ma è un processo che avviene per fasi e che per ogni fase di cambiamento noi possiamo trovare motivazione diversa, autoefficacia diversa, frattura interiore diversa. Questi modelli sociocognitivi hanno migliorato la conoscenza, la comprensione dei comportamenti legati alla salute della malattia, ci permettono di dare tante indicazioni operative ai pazienti. Sappiamo che soprattutto negli ambulatori della medicina di base chiedono anche tanti consigli operativi per dire sappiamo che è meglio consigliare di fare, non so, per dire banalmente, 20 minuti camminata al giorno piuttosto che dare indicazioni generali, cammina molto, fai molta attività fisica, perché dare la piccola consegna permette di rendere l'obiettivo raggiungibile, aumenta il senso dell'autoefficacia, si vedono insomma, ci sono cosiddetti rinforzi. Importante, noi crediamo che sia l'ultimo punto, sintonizzarsi con i bisogni, diversi bisogni nelle diverse fasi del processo di cambiamento. Il secondo ambito, la seconda categoria della domanda può essere quella di pazienti che hanno avuto delle diagnosi importanti. Cosa possiamo fare noi psicologi? Lavorare, penso, sulle reazioni, le risorse psicologiche che sono state individuate dalla letteratura, emozione, vabbè, li leggete, no, l'unica cosa importante che volevo dire è che c'è stata una rivalutazione delle emozioni ultimamente, non solo con il concetto di intelligenza emotiva, ma la rivalutazione delle emozioni anche come possibilità di lettura e capacità di comprensione delle proprie emozioni per poi aprirsi agli altri, chiedere aiuto, e quindi l'importanza del sostegno sociale. Emozioni e sostegno sociale sono strettamente collegate. Ecco, l'ambito forse che a noi ci ha interessato di più è quello, l'abbiamo chiamato così, effetti psicofisiologici diretti, che riguarda non solo la malattia crea stress, ma anche lo stress crea malattia.
Ci sono tantissimi studi, lo sappiamo, sullo stress e reazioni fisiologiche, stress e eventi di vita, negli eventi di vita le famose liste degli eventi che risultano maggiormente a rischio, per cui ci sono anche molti passaggi di ruolo e noi sappiamo che abbiamo a che fare con problematiche del ciclo di vita, stress e risposte di coping. Però a noi sono interessati molto gli studi di Solano su questi aspetti che hanno ancora a che fare con l'aspetto delle emozioni e così ne parlavamo anche con Nicola, sì, l'importanza di avere dei dati, dei questionari, però per esempio le ricerche di Solano hanno messo in luce che molte volte prendendo una popolazione che sta vivendo un evento stressante come una separazione, confrontata con persone coniugate, i questionari che rilevano ansia e depressione non rilevavano differenze significative, ma trovavano invece una correlazione fra evento stressante e modificazione della funzione immunitaria, come se il corpo potesse percepire prima di quello che poi una persona può dire: mi sento ansioso, mi sento depresso, perché i questionari molte volte valutano non solo quello che la persona vuole dire, ma anche le cose di cui siamo consapevoli. Teniamo presente che dalla clinica ci sono dei concetti come il pensiero operatorio o l'alestimia che ci dice che non sempre noi siamo consapevoli, non sempre riusciamo a dare un nome ai nostri stati d'animo. Quindi queste ricerche di Solano per esempio sono interessanti perché dicono che forse in questo ambito hanno più senso i questionari sul benessere piuttosto che questionari specifici sull'ansia e la depressione, perché lì possiamo cogliere maggiormente quanto l'evento può avere una funzione stressante. Adesso è meglio che passiamo ai dati, ecco. L'ultima cosa, velocemente. Sì, no, così, siccome sono anche molto grata agli interventi che sono stati fatti dai due medici prima, perché vabbè, abbiamo anche un bel rapporto, si è visto che abbiamo fatto ridere il pubblico. Però, ecco, allora, noi crediamo che il paziente porti una domanda al medico di medicina generale, ma anche che il più delle volte il medico in medicina generale faccia un grande sforzo nell'aiutare il paziente a fare una domanda. Poi, quando il paziente arriva con la sua domanda, il nostro compito riteniamo che sia quello di ridefinire questa domanda e di aiutare il paziente proprio a imparare a fare delle domande, a dare intanto una priorità nei propri bisogni, ma soprattutto anche di riuscire a migliorare la propria capacità di porsi delle domande e di porle agli altri. In questo modo crediamo che indirettamente il nostro intervento possa essere d'aiuto anche ai medici di base, di sgravare un po' di quelle domande. Ma mi sembra che la dottoressa dicesse, ci porta molto il sintomo fisico, se noi li aiutiamo anche a leggere qualche cos'altro proprio da questo vertice diverso di osservazione, crediamo di aiutare il paziente ma anche di poter avere, sì, di dare una mano anche ai nostri colleghi medici. Allora, questi sono i primi 5 mesi dei dati dei primi 5 mesi della sperimentazione, quindi quelli che la dottoressa Laugelli prima diceva vanno a febbraio, mandati in regione e come dicevamo prima il medico di medicina generale compila una scheda dove in un qualche modo indica quello che a suo parere sono le problematiche rilevanti delle persone, dopodiché sempre nella stessa scheda indica che cosa avresti fatto se non avessi avuto l'opportunità di inviarlo allo psicologo e lo psicologo poi si avvale di una propria scheda che è fondamentalmente analoga a quella del medico, solo che ha messo una voce nella quale c'è scritto la problematica rilevata secondo la lettura di tipo psicologico, avvalendosi anche un po' di tutte le concettualizzazioni di cui parlava la collega Viel. Allora, a febbraio abbiamo avuto 77 segnalazioni, come poi potete vedere c'è una netta prevalenza in tutte le fasce d'età di popolazione femminile, soprattutto nella parte che riguarda i 51-67 e anche gli over 67 e il 31-50, in generale comunque una prevalenza di popolazione femminile.
La distribuzione per professioni: abbiamo il 46% lavoratore dipendente, il 5% autonomo, il 12% disoccupato, il 20% pensionati, casalinghe e studenti. Questi dati sono abbastanza sovrapponibili ai dati che provengono anche dalla ULSS d'Alto Vicentina, quella dove si sta facendo l'altra sperimentazione. Queste sono le problematiche presentate, cioè la scheda che il medico in qualche modo segnala. Una prevalenza appunto di ansia per il 38%, un 26% di aspetti depressivi, un 8% di richiesta diretta di colloquio e di ascolto, un 12% di crisi familiare, lutti, problematiche di tipo lavorativo e in misura minore altro e richiesta impropria di approfondimenti diagnostici. Quindi, come potete notare, l'asse ansia, aspetti depressivi ha una componente estremamente rilevante delle richieste che vengono sottoposte allo psicologo. Che cosa avresti fatto, medico, se non lo inviavi, se non potevi fruire dello psicologo di base? 41% prescrizione farmaci, 12% prescrizioni e esami di laboratorio, 7% un invio all'ospedalista o ospedaliero, un 11% un invio ai servizi territoriali, una presa in carico diretta dal medico, un 10% avrebbe rilasciato ulteriori certificati di malattia e di astensione dal lavoro, altro il 16%. Le problematiche rilevate, dottoressa Viel. Questa è la scheda che lo psicologo compila. Sì, questo è l'esito del... Questo sui 22. Quindi noi abbiamo compilato una scheda. Allora, nel 48% eventi fisiologici del ciclo di vita, 9% separazione, 4% perdita di lavoro. Allora, lui mi chiamava in causa per spiegare gli aspetti disfunzionali di personalità e la reazione emotiva da stress. Allora, per reazione emotiva da stress abbiamo messo burnout e tutte quelle situazioni che si vengono a creare in base successivamente a una situazione di conflittualità che ha comportato poi nel paziente una serie di sintomi sul piano sia fisico che psichico, non so, casi di forte conflittualità familiare in cui il paziente però lamentava, non so, l'abilità emotiva, irritabilità, non riusciva a sentirsi tranquillo a casa. Là l'abbiamo inquadrato nella reazione emotiva da stress. Gli aspetti disfunzionali di personalità invece riguardano quelle problematiche che a nostro modo andavano a inserirsi in una sofferenza più ampia, quindi non solo sintomatica ma strutturale, e che quindi meritavano un approccio più prolungato nel tempo e quindi quelli che diciamo noi non potevamo in questo momento trattare là in ambulatorio, ma dovevano essere poi inviati a qualcun altro. Gli eventi fisiologici del ciclo di vita intendiamo tutti i passaggi di ruolo, quindi matrimoni, nascite di figli, poi cosa abbiamo le malattie dei genitori, sì, quelli che sono l'adolescenza, mi sembra che li abbiamo detti tutti, però vuoi dirti? Sì. Che vabbè, noi abbiamo in corso ancora il 45%, teniamo presente che questi dati sono di fine febbraio, no? Quindi noi abbiamo proseguito il nostro lavoro e adesso ne abbiamo conclusi altri, comunque circa l'andamento è quello, e niente, in corso 45%, conclusi 33%, da dire forse ecco, che alcuni hanno interrotto dopo il secondo colloquio, il 3% dopo il terzo colloquio e questo al primo, ecco, il sospeso 9%. Sono persone che aspettano chiamate, sì, perché purtroppo abbiamo avuto tante segnalazioni dai medici, le ore sono... Ecco,
Questi sono gli esiti sui 22 casi conclusi. Abbiamo 16 casi risolti, 4 invii in psicoterapia, nessun invio ai servizi specialistici, nessun invio ad altro specialista e altra risoluzione 2 casi significa che in qualche modo si sono risolti per altre vie. Siccome sono 2, li ricordiamo, uno era una ragazzina che aveva trovato supporto nello psicologo della scuola e un'altra è una persona che quindi persone che non sono accedute allo psicologo di base, e un'altra è una persona che aveva avuto un ricovero in medicina per altre situazioni. Sì, non abbiamo appunto ritenuto di effettuare invii a servizi specialistici o ci fossero state inviate tante persone, abbiamo visto inizialmente con sintomi di ansia e di depressione, sintomi di tipo depressivo e ansioso, siamo riusciti a trattarli con un buon esito e l'invio alla psicoterapia corrisponde a quei disturbi disfunzionali della personalità che comunque sono stati fatti invii a psicologi, ecco, non per terapie farmacologiche o di altro genere. Grazie.